trovato un po' un nuovo modulo. Sapevamo di trovare una squadra che ci attaccava e ci attaccava con tanti uomini. I ragazzi oggi hanno fatto quello che è stato provato durante tutta la settimana e l'hanno fatto abbastanza bene e non abbiamo lasciato, diciamo, tanti spazi. Al primo tempo devo dire che abbiamo speso tanto, soprattutto i primi 33 minuti, 34 lì, perché era sempre un attacco, recuperare palle e attaccare. Poi loro praticamente, quando giustamente escono al secondo tempo, loro nel secondo tempo hanno fatto qualcosa forse un po' meglio all'inizio, però poi li abbiamo, diciamo, abbiamo controllato abbastanza bene la partita. Anche quando è un ragazzo che ha giocato quasi tutte le partite, non ha saltato una partita, quindi è successo questo infortunio, speriamo non sia niente di grave. Mannina rientrerà già domani, domenica può venire direttamente già in panchino. Ryan non ce l'abbiamo, è andato via, è voluto andare via, aveva dei problemi in famiglia e se n'è andato a quando pare. Io so che è andato già in Francia, quindi non è nemmeno qua nelle nostre zone. Ryan non ha trovato lo spazio per poter giocare, anche perché noi avevamo i nostri due attaccanti, giocavamo in un modulo a 3 sul lato esterno. Abbiamo noi Lander che li facciamo giocare, quindi spesso e volentieri chiudono un po' le porte agli altri, agli over. Noi prepareremo anche la partita con l'Ascoli come prepariamo tutte le altre partite, speriamo di fare bene, ce la giochiamo a casa, cerchiamo di prendere più punti possibili. La salvezza è il primo obiettivo della stagione e poi dopo si vedrà quello che viene.